Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non so a che ora starete guardando questo video, ma io dovevo tornare per forza, perché ieri sera ho fatto la prima puntata di Quarantena Got Talent, che è stato divertentissimo, lo rifarò stasera alle 22:30 sulla mia pagina, ma poi ho fatto una diretta su Instagram dove ho invitato le persone ad entrare in diretta con me e lo rifarò stasera. Queste persone mi hanno espresso delle parole tenerissime, dolci, e in più mi hanno dato un'importanza che forse nemmeno io stesso mi do. Mi hanno fatto capire quanto, soprattutto in questo periodo, bisogna fare più video possibile, perché quei 2-3 minuti di video voi staccate con la testa. Io questo non lo immaginavo nemmeno lontanamente, e quindi mo' è uscito il video 22:30 la prima diretta su Facebook e poi diretta su Instagram. Ma adesso divertiamoci su questa canzone perché è una cosa incredibile. Pronto, Cri? Ha telefonato una rana, pronto Cri? Pronto? Chiamate chi sta in fronto. Ma te che ti aspetto, ma dove sei? Ah boh, c'è bisogno di me nervosirsi così tanto, Ci sono delle ragazze che ci aspettano. Ah, perciò ti stai incacchiando perché vuoi andare subito al sodo. Ah sì, qua, il tempo che prendi il motore arrivo. Hai capito? Gli mancava solo il motore, senti tutto un motorino completo, ci manca solo il motore, il tempo che compra il motore. Ah, ancora sei a casa? Sì, ancora è a casa, mo viene. Va bene, dai, ti aspetto. È passato nervosismo, è stato così facile, basta dire compro il motore e vengo. Sta arrivando. Non è male, aspetta. Oh, è vero che ha pigliato motore, ma ha pigliato chi l'aereo, sta volando. Ma non doveva prendere il motorino, perché mo sta una macchina con un corniciello? Hanno investito una telecamera. Ma no, vi prego, ditemi che non è una di quei video tragedia dove lui muore a terra. Ma come si toglie gli occhiali da vista per bere meglio? Perché sto in terra con migliaia di sangue. In realtà non è vero, si è bucato un motorino e ti è scoppiata una penna rossa in faccia. Ma che successa? In teoria, per quello che volevano raccontare, stai per morire. Ma manco l'aria, non respiro buono. E sti periodi è difficile, ti mettere in quarantena, Non sento niente. Allora è sordità, è nata diagnosi. 3 mani in mano sto sentendo freddo. Fanno poco fischetti in questi giorni, però mi sembra tutto molto esagerato. La macchina si è solo appoggiata e è caduta una telecamera. Questa è. Coppa bella. Il freddo sottocutaneo non esiste ancora. Sto troppo male, ma sente morire. Mio Dio, ragazzi, si dice mi sento e morì, non mi sento sei tu che mi senti, io mi sento, tu mi senti, egli ti schifo. E non ti preoccupare, frate mio. Ma no, preoccupati tu, scusami, mettiamo caso che questo veramente sta morendo, vuoi chiamare ambulanza? O gli vuoi cantare in faccia un altro poco e aspettiamo che questa penna bic prenda tutto il corpo? Ma non è niente. Non è niente, che sta chi ne penna bic in faccia e sulle mani, un motorino standard per una telecamera, come non è niente? Quella è una tragedia. Ma tu guarisci e torna a casa nostra. Come Fortnite, si mette così e lo sta restando. Ragazzi, dai, per favore, chiamate l'ambulanza. E siamo contenti. Siete contenti che sta in terra? Ti sto vicino, abbracciami più forte. Dice abbracciami più forte, però in realtà non lo abbraccia perché c'ha la tuta bianca, aspetta, paura di spurcare. Non te ne pago. Come si scrive precisamente pagogogogogore? Catti che fare se ci può aiutare. Erano di furto. Ti prego Dio. Chiamate l'ambulanza. Strums. Fanno miracolo, non fa morire. Fallo sala Ma se non chiamate ambulanza, o se viene a pigliare, non si sa se si può salvare, Che sta vita è preziosa per me, per famiglia mia. È il tuo capo di lavoro? Perché è così importante? Sta pregando con tutto cuore, non ti preoccupare. Siete organizzatissimi comunque. Chi le ha fatto l'incidente, la tua famiglia già stanno pregando con tutto il cuore. Complimenti. Madonna di Meggiugorje sarebbe molto fiera di voi. Frato mio, Non ti sforzare, tu stai per morire, non cantare. mo sento cuore che si sta fermando. Te ne l'Apple Watch, perché non lo puoi sentire. Come fai a sentire il cuore che si sta fermando? Che posso fare? Iperventilazione. Accelera così il cuore. Fammi morire a mamma e a papà. Com'è? Vuoi fare a mamma da padre? In che senso? Prima muri. Ah, praticamente tu vuoi che lui vada a uccidere tua mamma e tuo padre così ti aspettano un cop. Ci voglio riuscire che so tutta vita mia. Guarda un po' i miracoli, ragazzi, questi tessuti di oggi. Chi li sei schiattato in terra, gli hai scoppiato una penna in faccia, sta chi nei ketchup e già stanno due patatine vicini, ma il pantalone è intatto. Fai con una luce
Io fare una macchina, frate, ne purissimo in faccia. Sto vicino. Ah, lo vedi, il faro rimbalza in faccia a lui e la vedi pure tu, che sta vicino, quella è la luce. Forse è Dio che mi è venuta a pigliare. Ehi, potevo, tempo appresso a te che stai facendo fin di morire. Ma che stai dicendo, fra? Che vede una luce. Ma in realtà non sta morendo, credimi. Non me la sa stasera. No, muore rimane, con calma, perché stasera? Senza te, Sono una vela stracciata. senza te come faccio? Ah, povero tu, e ti organizza. Frate mio, Ma perché continui a dirgli che tuo fratello lo sa, non c'è la rice. lo sento ancora che si sta fermando. Questo già l'hai detto, mio caro ECG. E vedo una luce. Pure questo già l'hai detto, stai diventando ripetitivo. È Dio. Ancora che mi metto in mezzo a me questo. Sì, è Dio. Non so anch'io, addio. Che mi è venuto a pigliare. Non si può scendere, raga, posso scendere anche in questo periodo, sta la quarantena. Ti prego, Dio. Addio, ma da sta quieta. Fanno un miracolo, non fa morire. Mannaggia a me che ci ha inventato una musica neomelodica, mannaggia. Fanno che sa fa. Ah, la chiama ambulanza, 118 118, clappo il telefono, facetemi sta quieta a me. Vedo una luce. Ma si da brucia e la lampada bronzante frate a me. Addio, frate mio. Sentiamoci, Frate mio, Sentiamo frate mio cosa vorrà dire a frate mio prima di morire. frate mio. Non ti preoccupare. Ma ottimo poco di maionese, così facciamo salsa cocktail. A stringimi più forte. Non avevi paura. Il voto se sta buono pure in scuro. Ti sto vicino. Anche questo già detto. Questa morte è lenta, dolorosa, ma tanto pleonastica. Io Mamma te tua. non ti abbandono. No, ma tu non abbandoni, ma chi le sta per morire? Chiamate ancora l'ambulanza. Ci pensate a sto fatto? Quanto momento che abbiamo passato insieme. Una cifra prima che gli facevo un incidente, che è arrivata nelle camere, un ketchup in faccia, che la maionese ha chilato là, vera luce. Mamma mia quanti momenti. Ti prego, Dio. Addio, allora sei toast. Fanno un miracolo. Mo faccia abracadabra, vabbè? Fanno un miracolo, non fa morire. Addio, non sai manco parlare, vabbè, torno a fare cose meglio. Come volessi tornare a casa. A ficcarti a lungo. Ma sto cuore si sta fermando. Ma manca se ferma sto cuore però. Addio, se proprio si cuore impavido, Braveheart. Frate, vira robot che in sti periodi non si può fare proprio, fatti chi stai. Abbracciami più forte. Perché pochi se ne fotte, ma sta ovunque sente sta canzone, dai balconi alle morti. Mi sento respirare affannato. Io fanno a respirate. Aiutami, frate mio. Faccia respirazione bocca a bocca, senza lingua. Aiutami. Ti potrebbe aiutare chiamando l'ambulanza, ma non lo fa. Vuol dire che gli stavi sul cazzo e tu vuoi far morire. Frate mio, mi sente? Sti telefono non pigliano mai, oh. Mi sente? Tappo! Perché non parlo? È morto, frate. Chiù. Sono 6 minuti che chi si sta dicendo, non mi tengo il cuore che si sta fermando, un fiato affannato e vede una luce. Niente ambulanza 1500, niente. No. No! E invece sì, lo sto dicendo a noi chiama ambulanza. Ah, vabbè, l'ha chiamata appena è morto. Non ci ha messo niente, comunque, giusto in tempo. Ah no, abbiamo sbagliato, si trovava a passare l'ambulanza, aiutava da parte. Beh, io come sempre non so che cosa dirvi. Lascia un mi piace e tagga quanti più amici qua sotto. Io mo me ne devo andare perché frato mio mi sta chiamando. Poi tra l'altro è ora di cena, che in questo momento è ora di cena. Devo andare a mangiare. Possibile che non mangi. E che so, cretini, che faccio? Muoio. Vado a chiamare un'ambulanza e vengo.